Beh, innanzitutto abbiamo veramente il piacere, non lo dico per piaggeria, ma di vedere qua l'amica assessore Serena De Perini e l'architetto nonché consigliere comunale Marcellina Segrettini. È un piacere vedervi qui al Salone Nautico, avremo piacere di un vostro intervento, visto che insomma è un evento molto importante a livello regionale ma anche nazionale, quindi insomma... Certo, noi siamo molto orgogliosi di essere qua a rappresentare la nostra città, d'altra parte Venezia, anche dal punto di vista dell'autorità portuale, è sempre Venezia-Chioggia, per cui noi a maggior ragione, poi oggi siamo delegate dal sindaco in rappresentanza della nostra città, e bellissima l'organizzazione, l'inaugurazione veramente eccezionale, una perla questo Salone della Nautica organizzato dal sindaco Brugnaro, l'ha giustamente ribadito prima ampiamente, ed è una cosa che speriamo rimanga e venga portata avanti anche da chi verrà poi. È veramente un piacere essere qui a questo grande evento, perché qui oggi si parla tanto ovviamente di diportismo, e se parliamo di diportismo non possiamo non parlare della nostra città e di parlare di Chioggia, una città che ha veramente un diportismo importante e radicato nel territorio, sicuramente una risorsa. Tra l'altro ricordo che tra gli espositori anche degli altri anni, che manca quest'anno perché è impegnato in un importante varo, c'è il cantiere Ocean King dei fratelli Ballarin, quindi comunque una Chioggia che ha tantissimo da dire con le sue darsene. Potrei menzionare le più importanti, potrei dimenticarmene altre, quindi assolutamente tutte le darsene del nostro territorio viviamo anche di diportismo, quindi questo è un evento che ci tocca e ci riguarda sicuramente anche da vicino, quindi devo dire Marcellina anche un onore, un orgoglio essere qui a rappresentare la nostra città. L'ha ricordato benissimo nella cerimonia inaugurale. Abbiamo visto queste meravigliosi frecce tricolori, ma non solo, i paracadutisti. Ogni volta che sventola la bandiera italiana in queste circostanze ci ricordiamo che anche Chioggia c'è ed è parte veramente di un qualcosa di molto più grande. Ed è un salone, aggiungerei, che vale la pena visitare. Assolutamente. Perché ci sono veramente delle meraviglie esposte che sono frutto di un forte lavoro e di un impegno di tante aziende che investono e che danno da lavorare ad un indotto veramente notevole, per cui è un settore assolutamente da sostenere. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Il Comune di Chioggia ha approvato la ripartizione del budget destinato alla performance organizzativa dei propri uffici per l'anno 2024, con la determinazione dirigenziale numero 527 del 30 maggio firmata dal dirigente del settore economia e finanza Daniele Lazzarini. Sono stati assegnati 188.243,35 € da distribuire tra i vari settori comunali in proporzione al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre del 2024. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti il 28 dicembre del 2023 e il 18 dicembre del 2024. La somma deriva dalla quota del fondo destinata alla produttività, di cui il 60% è riservato alla performance organizzativa e il 40% a quella individuale. Il settore che riceverà la quota maggiore è quello della sicurezza e legalità, con oltre 50.000 €, seguito dai servizi alla persona, 40.761 €, e dagli affari generali e istituzionali, 32.503 €. A chiudere la lista il settore segreteria generale con poco più di 7.600 €. I premi saranno erogati solo in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione comunale PEG e PDO. In base al livello di raggiungimento, infatti, i dipendenti potranno ricevere dal 100% allo 0% del premio previsto. È prevista anche una maggiorazione del 30% del premio medio per coloro che otterranno la valutazione massima pari a 5 punti, ma sarà destinata a un solo dipendente per il settore e comunque non ha più
del 5% della dotazione organica. La determinazione, pubblicata sull'albo pretorio e sul sito del Comune, sarà trasmessa alle organizzazioni sindacali e alla RSU. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita. Bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro. Novità di quest'anno il vaporetto ibrido, realizzato dall'azienda Vulcan in collaborazione con varie aziende. Qua abbiamo Bimotor e abbiamo Tema. Buongiorno, sono Jacopo Fusaro e lavoro per la Bimotor SPA e siamo distributore di motori marini FPT Industrial. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con Vulcan, che ha vinto questo bando emesso da ACTV per la rimotorizzazione di un vaporetto da propulsione tradizionale ad ibrido. Nel nostro caso abbiamo fornito il motore, che è un N67 di un 6007 di cilindrata da 125 kW ed è un motore particolare perché ha delle emissioni che rispettano la normativa Stage 5. E grazie al sistema Vulcan il lavoro che prima faceva il vaporetto con un 8007 di cilindrata riesce a farlo inquinando meno con un 6007. Il mio nome è Bojan Nikolowski dall'azienda Tema. Noi siamo produttori di motori elettrici a magneti permanenti progettati per la propulsione navale. Anche noi ci ha contattato Vulcan per creare e trasformare questo vecchio vaporetto in una barca ibrida, mettendo i nostri motori principali e trasformando i vecchi motori diesel in diesel generatori a giri variabili, e a gestire poi l'energia a bordo, su dove andrà l'energia verso le batterie dal motore, quindi un circolo è molto complesso, il cui obiettivo principale era quello di diminuire le emissioni nocive. Quando vedremo questo vaporetto in giro per i canali di Venezia? Potreste già averlo visto, perché questo vaporetto è già stato in linea, adesso è qui in fiera, finita la fiera riprenderà sulla linea normale, insomma, del lavoro di ACTV, e dovrebbero seguirne almeno altri 4 applicazioni gemelle nel breve termine, speriamo tutti quanti. Per cui made in Venice, made for Venice. Certo che sì, certo che sì. Grazie infinite. Grazie a lei. Da mesi le organizzazioni sindacali SPI, CGIL, FNP CISL e UIL Pensionati stanno cercando di ottenere un incontro con l'amministrazione comunale del comune di Chioggia con lo scopo di discutere insieme proposte in materia Tari che possano andare incontro alle esigenze dei cittadini, è quello che affermano in un comunicato giunto oggi in redazione. Le organizzazioni sindacali denunciano di aver trovato una chiusura totale nei loro confronti da parte dell'amministrazione comunale, hanno sollecitato un confronto con la Giunta lo scorso 2 febbraio e nuovamente con Sindaco e Giunta lo scorso 25 marzo. In questi ultimi giorni l'aumento della Tari deciso dalla Giunta è stato ufficializzato e solo ora, osservano le sigle sindacali, l'assessore al bilancio Paola Orlando ha proposto un'apertura a un tavolo di confronto allargato a più soggetti con lo scopo di individuare soluzioni. Una proposta che non può trovare che accoglimento positivo, ma le organizzazioni sindacali evidenziano di non essere state tenute in considerazione, di essere state escluse, nonostante rappresentino migliaia tra lavoratori e pensionati. Confidano che si tratti di una svista e si rendono disponibili fin da subito a partecipare, portando il proprio contributo con spirito costruttivo per il bene comune della cittadinanza. Il Caffè del Mare, un luogo dove ogni momento si trasforma in un'esperienza gustosa e appagante da vivere in coppia o con gli amici, immersi in un'atmosfera accogliente, vivace e inconfondibile. Sarai accolto con il sorriso, seguito con cura e consigliato con professionalità, perché per noi ogni ospite è speciale. Caffè del Mare, Via delle Nazioni Unite 56, Isola Verde, Chioggia.
Dunque, la sanità è un tema molto rilevante, molto sensibile, se ne parla spesso sia sui giornali con articoli ad hoc, sia nella politica, sia da chi rappresenta la maggioranza, chi rappresenta l'opposizione, sia a livello locale che regionale che anche nazionale, ed è diciamo, un luogo comune parlarne spesso, perché tutti quanti, bene o male, prima o poi, chi più prima, chi più poi, ma comunque sempre abbiamo bisogno della sanità. Ecco, allora, siccome a volte arrivano commenti, critiche, a mio avviso, a volte per carità che hanno dei fondamenti, a volte invece che sono totalmente ingiustificate, ci fa piacere comunicare i ringraziamenti del signor Ettore, al quale l'avevamo invitato a farli lui persona, ma mi dice che è una persona che non riesce proprio, diciamo, un po' così timido, quindi non ha voluto farlo, che vuole ringraziare l'ospedale di Chioggia e in particolare, prima di tutto, infermieri, infermiere e medici del pronto soccorso, che dice che sono stati accolti, la moglie ha avuto un grosso problema di salute, sono stati accolti in modo eccezionale. Poi per quanto riguarda l'urologia, i dottori Spinadin, bulimia, più un altro medico di cui al momento non ho saputo dirmi il nome, magari se lo recuperiamo lo metteremo nel testo. E anche il nefrologo, di cui anche di questo non si ricordava il nome, ma comunque cercheremo di recuperarlo e metterlo nel testo, e dice che appunto la moglie si è trovata benissimo e gli hanno risolto un grosso problema che aveva e quindi vuole ringraziare di cuore, diciamo, tutto l'ospedale, diciamo, i medici e infermieri che hanno così diciamo, collaborato nella gestione di questo problema di salute. Ecco, mi permetto anche di ricordare ad alcuni soggetti che ci sono dei ruoli ben distinti, chi è in maggioranza e chi è in minoranza. Mi sembra che a Chioggia qualcuna, forse dovrei dire, usare il genere femminile, non ha ancora capito che chi è in maggioranza cerca di utilizzare, diciamo, la sua porzioncina di potere, di possibilità, di influenza all'interno di una maggioranza, cercando di vedere come si possono risolvere eventualmente i problemi. Chi è all'opposizione, con tutto il rispetto dell'opposizione, che ci vuole anche l'opposizione, voglio ricordare ai tempi che c'erano Carlo Alberto e Lucio Tiozzo, Carlo Alberto in maggioranza e Lucio Tiozzo in minoranza, e lavoravano entrambi con i ruoli diversi per il bene della nostra città, e quindi a volte, devo dire la verità, chi vedo che critica la sanità ed è della maggioranza stessa, francamente, devo dire la verità, mi dà abbastanza fastidio. Mi dà abbastanza fastidio perché purtroppo ci sono già tanti problemi e non è facile risolvere perché la bacchetta magica non c'è. La regione, il bilancio regionale è assorbito per l'85% dal costo della sanità, medici e infermieri ce n'è di meno. Chi dice basta pagare di più per averli dice un'assoluta scempiaggine, non è così, purtroppo non è così. E i costi sono incomprimibili perché ci sono sempre più medicinali che salvano la vita, migliorano la qualità della vita, ma sono sempre più cari e il servizio sanitario se ne fa carico. E poi anche, diciamo, la popolazione invecchiamo tutti, io sono fra questi, e quindi prima o poi tutti abbiamo bisogno di maggiore assistenza e quindi non è possibile, diciamo, avere la stessa tipo di assistenza persona su persona come ce l'avevamo fino a forse 20 anni fa. Tante altre cose sono state migliorate sicuramente, ma altre cose, mi riferisco anche alle liste d'attesa. Purtroppo le liste d'attesa effettivamente al momento è un problema, ma non è così facile risolvere questo problema, non è così facile. Ecco, quindi inviterei a chi qualche volta ascolta questi soggetti che criticano e magari fanno parte anche di una maggioranza di governo, che si rendano conto se questi criticano veramente perché hanno a cuore il problema oppure semplicemente per mettersi in evidenza. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione sul, diciamo, questa tensione per la vice sindaco, l'avvocato Elena Zennaro.
Allora, come vi avevamo già detto, che succede? Che praticamente dopo l'uscita assolutamente improvvida, forse non della stessa Zenaro, ma dell'UDC, con tanto di articoli che diceva bene gli amministratori, l'onorevole De Poli, gli amministratori, facciamo gli amministratori, eccetera, eccetera, la Lega ha assolutamente chiesto la testa della Elena Zenaro, che già era in Consiglio Comunale, in giunta, non si sa a che titolo, visto che Fratelli d'Italia erano usciti e lei era la rappresentanza di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia sono usciti da maggioranza e il sindaco se l'è voluta tenere in giunta, benissimo. Insomma, sapete come penso il grado di attenzione che Armelao sceglie sui suoi collaboratori, è noto, e quindi non ci sono dubbi su come sta procedendo, no? Allora, in seguito a questo, cosa è successo? Che il primo più papabile per diventare vice sindaco sarebbe il buon Sandro Malangon, che come sapete ormai lo abbiamo appellato l'anima nera del centrodestra, ne ha tutti i titoli, l'ho spiegato, no? Che prima è stato lui a portare dentro i cinici dentro la maggioranza, in modo da favorire l'uscita di Fratelli d'Italia, quindi indebolire il principale alleato del centrodestra. Poi, non contento di aver fatto quel disastro, che poi tra l'altro in politica, tra virgolette, succede tutto di più, però perlomeno facessero l'interesse della città. Non mi sembra che stiano facendo l'interesse della città, però insomma lascio a chi ci segue fare le valutazioni sul grado di efficienza di questa amministrazione. Poi, non contento, cosa ha fatto? Ha fatto anche il fatto di cercare l'OPA, diciamo, aggressiva su Forza Italia, perché lui è tanto bravo, e però l'OPA gli è andata male perché praticamente Beniamino, che è sempre stato di Forza Italia, non è andato prima in UDC, poi in Lega, poi un'altra volta in Contosi, e poi in Forza Italia e lista civica, insomma praticamente Beniamino, non per difendere, è sempre stato Forza Italia. Se Beniamino non c'era in Forza Italia, non credo che Forza Italia la Chioggia sarebbe ai livelli che c'erano, per carità. No. Beniamino, scusate, non voglio fare gli elogi di Beniamino, perché anche lui ha i suoi difetti, le sue colpe, i suoi sbagli, eccetera, eccetera, però come spessore morale vorrei confrontare un giovane, adesso non c'è età, ma ha fatto politica da giovane, e lavora grazie alle sue capacità e non per marchette politiche. Non mi sembra che il buon Sandro Malangon possa dire la stessa cosa, perché insomma lavorava in Veneto Agricoltura grazie agli uffizi del buon Tosi, se non sbaglio, però Alessandro, se vuole smentirmi, ecco. Detto tutto questo, anzi un ulteriore passaggio indietro è che quando la Alessandra Penso ha fatto la mozione di sfiducia alla Elena Zenaro, per i motivi appunto, casomai vi metto anche nel link in descrizione l'intervento della Penso in Consiglio Comunale, i tre nuovi cinici, prima di cinici avevamo il buon Roberto Rossi e la Maria Rosa, sono aumentati perché la Francesca Donà, il Davide Vianello e il buon Chiodoro escono dall'aula, lasciano le loro cose, non è che sono andati via, non è che devono andare da qualche parte, non è che, non so, devo andare a fare la confessione, la comunione, il buon Davide Vianello, pregiato cattolico Chioggiotto, ma rimangono fuori in modo da dire vai pure avanti e fai la sfiducia all'assessore Elena Zenaro. Perché? Perché a loro interessa che Elena Zenaro vada fuori dalle palle, scusate, in modo che il buon Sandro Malangon diventi vice sindaco. Ma qui cosa succede? Che la Lega dice no, a noi non va bene. Detta tra di noi, non so come fargli bene a chi ha distrutto il centrodestra e sta portando la città proprio con le macerie complete. Però dicono, noi vuole fare il vice sindaco, benissimo, però basta l'ambiguità tra di lista civica e Forza Italia, perché hanno sempre giocato su sta cosa in maniera, dire ipocrita, e credo che sia anche riduttivo, ma quando ormai diciamo che ormai faranno un unico gruppo cinici, ormai è cresciuto, e quindi praticamente è bloccato su questa cosa. C'è stata riunione di maggioranza praticamente al di là di questi spinte della Lega, però la Lega al momento non sta facendo niente, cioè non è che la Lega dice o butti fuori a Zenaro o noi ti sfiduciamo, usciamo dalla maggioranza, la Lega deve buttare fuori a Zenaro ma non fanno altro, ecco. E quindi c'è questa situazione di impasse
con la buona Elena Zernaro che fa i suoi convegni e congressi tranquillamente, e il buon Salvador Marangon che porta avanti, chiude i centri estivi, non parla con nessuno, però dice no, va bene così Madama la Marchesa, e tutto così, e nel frattempo la città sta affondando. Vi ricordo sempre che queste, al di là di alcuni dati oggettivi, questo che vi ho raccontato sono cose che sono successe effettivamente. Ricordo sempre, non mi nascondo certamente dietro un dito come fanno altri, io faccio parte di quel partito che non vede l'ora che questo sindaco faccia le valigie e vada via, e non so chi sarà il prossimo candidato sindaco, che sia fra un mese o che sia alla fine di questa legislatura, io spero domani mattina, ma chi vincerà le prossime elezioni regnerà su un mare di macerie che ha fatto sto benedetto, usiamo benedetto la parola ma serve a dire qualcos'altro, Mauro Armelau, il peggior sindaco che questa città abbia mai avuto. Allora siamo al campeggio, allo storico campeggio Tropical. Qui abbiamo l'amico Sandro Finotto che da quest'anno gestisce questo ristorante. Ho riservato per le ultime 2 settimane di maggio una promozione dal lunedì al venerdì con le pizze al 50%, in modo da essere invogliate a venirci a trovare, capire che entrare in parcheggio, prendersi la tesserina, venire a mangiare e poi noi in cassa rimborsiamo azzerando la tesserina, e quindi diventa piacevole venire a trovare anche noi con i nostri piatti, col pesce fresco e le nostre pizze un po' più particolari delle altre.